risultato è fantastico finché per fortuna ci ha rivelato Medical Group. Coach, è dura commentare una partita del genere dopo un primo tempo in cui eravate rimasti così in partita con il risultato, poi nella ripresa loro hanno completamente dominato il match con la mischia, con le touche, con le maul, insomma un po' con tutto. Sì, per me è una partita diversa. Il primo tempo abbiamo fatto bene in quello settore, la nostra mischia è andato bene e anche le nostre difese della MOL, ma dopo mezzo tempo abbiamo fatto errore dopo errore e loro prenduto posizioni nel campo nostro e sotto un sacco di pressione e loro fatto bene. Ecco, si sa che loro hanno un'esperienza importante, Sì. una mischia pesante, eccetera. Poteva essere fatto qualcosina di più, secondo lei, oppure Sì. il dominio era una Ma cosa? sai, noi sappiamo che loro sono molto grosso fisico e in mischia chiuso nella drive e abbiamo preparato bene questa settimana nell'allenamento, ma quando siamo qui in campo il primo metro dopo mezzo tempo era fatto dopo il nostro errore, abbiamo perso la touche, loro prendono 30 secondi dopo, loro prendono posizione in campo nostro e segnato un meta. E dopo quello, secondo me, noi abbiamo sbagliato tutto il nostro. Abbiamo perso la nostra abilità per fare tutte le cose di base. E sotto pressione loro hanno tutta la palla, noi abbiamo giocato il secondo tempo senza la palla e contro una squadra come Rovigo, molto alto, molto grosso, fisico, si fa la differenza. Voi venite, se non sbaglio, questa è la sesta sconfitta consecutiva dopo una parte di stagione nella quale avevate fatto dei bei progressi, dei bei punti. Ora entriamo nella fase sostanzialmente decisiva, mancano 4 partite, le prossime 2 sono importantissime. Sì, abbiamo parlato di queste già, le prossime 2 partite, Piacenza qui a casa e Vicenza fuori è fondamentale per noi, e noi dobbiamo vincere tutti e 2 e se noi vince tutti e 2 penso che noi siamo nel posto comodo, ma tutti i partite, tutti i 4 che rimangono, dobbiamo essere per vincere tutti e 4. Ecco, si aspettava qualcosa di più dalle sostituzioni, soprattutto in prima linea, mi parse un po' sottotono, diciamo così. Sì, ma senti, noi dobbiamo lavorare con tutti i giocatori che abbiamo. Noi devo lavorare duro, devo lavorare tutti i settori, touche, mischia, fase di gioco, punti di incontro, difesa. Dobbiamo migliorare in tutti questi aspetti. Ecco, adesso c'è da lavorare, insomma, il 16, insomma, avete qualche settimana per preparare al meglio questa partita. È meglio avere un po' di tempo, insomma, per allenarsi? Sì, noi siamo molto onesti, noi sappiamo che dobbiamo lavorare e migliorare tutte le cose che è importante per noi, per giocare il nostro modo. Nessuno è escluso, sappiamo che il nostro futuro è nelle nostre mani. Avete cercato nel primo tempo di muovere anche voi l'ovale con il piede, però qualcosa di pressione Sì. eravate riusciti anche quasi ad ottenere con un upper under mal gestito da loro, Sì. la possibilità di andare vicino alla meta, ma anche in quell'occasione non siete stati con un sostegno pronto. Esatto. per dare una mano Esatto. a chi era davanti. Sì.
Noi, nel secondo tempo, noi vogliamo giocare con palla veloce, ma se tu non vinci tutto in contatto, in punto di incontro, con il portatore che non porta la palla avanti la linea di vantaggio, è difficile per il nostro sostegno per arrivo e per giocare nella nostra moda. Quindi quando gioca contro una squadra come Rovigo, che sono molto fisico, molto grosse e pesanti, e non va avanti con la palla, quando porta la palla è difficile. La differenza tra noi e loro è quando loro giocano con piedi, loro giocano con palla veloce al punto di incontro. E noi abbiamo giocato oggi con palla lento, è difficile. Quando gioca con palla lento la difesa è sempre a piedi avanti dell'attacco, e quella è la differenza. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.